Oggi una giornata importante, Plastic Free organizzato da Mare Vivo. Sì, oggi è una giornata particolarmente importante, un gemellaggio tra due scuole italiane, una scuola di Agrigento e una scuola di Milano, entrambe aderenti alla rete nazionale delle scuole Plastic Free. La scuola di Milano si trovava qui per un viaggio di istruzione e l'abbiamo coinvolta in questo gemellaggio che si è suggellato ai piedi del Tempio della Concordia, un momento veramente emozionante. È un momento che sicuramente gli studenti di entrambi gli istituti ricorderanno a vita, ma questo gemellaggio non sarà soltanto un gemellaggio fine a se stesso, ma sarà un gemellaggio che porterà avanti altri progetti con le tematiche appunto della sostenibilità che faranno sicuramente riferimento alla rete nazionale scuola Plastic Free, ma soprattutto al piano di rigenerazione scuola del Ministero dell'Istruzione. Gemellaggio oggi fra la scuola di Amicis di Milano e la Quasimodo di Agrigento che lei dirige. Sì, è stato 3 giorni vissuti pienamente e intensamente sia dai ragazzi che dagli adulti, cominciare dai docenti, prima ha visto presente pure me. Questo gemellaggio intitolato Abitare il mondo in modo nuovo è stato un grande momento per la scuola, vissuto davvero con grande emozione da parte dei ragazzi ma anche da parte dei docenti, e ha dato modo di far conoscere due realtà distanti tra di loro con un comune denominatore: essere scuole plastic free. Due istituti in un territorio così diverso, la Lombardia e la Sicilia, che si uniscono per dare vita a un percorso che molte scuole siciliane hanno già cominciato, su questo in Lombardia siamo indietro, di plastic free, e vogliamo andare anche oltre, realmente di transizione ecologica, di passaggio verso una consapevolezza sostenibile. Questo credo che sia il messaggio più importante per i nostri studenti che ereditano un mondo malato e che possono realmente lavorare per migliorarlo. Presente a questa iniziativa, un'iniziativa importante che vede le scuole interessate alla Plastic Free. Ecco quanto è importante e cosa sta facendo la Regione per promuovere questo segmento. La Regione con il governo Musumeci ha messo al centro della sua agenda politica il tema della tutela dell'ambiente e della valorizzazione dei nostri tesori ambientali. In tema di plastic free abbiamo fatto tante azioni, piccole e grandi, a partire dalla raccolta differenziata negli assessorati fino alla pulizia delle spiagge con sistemi assolutamente innovativi, ma è soprattutto nelle scuole che è necessario inculcare una nuova cultura, e quindi questo noi lo stiamo facendo. L'occasione di oggi promossa da Mare Vivo è un'occasione che milita in questo senso. I giovani, il nostro futuro, una maggiore consapevolezza, una maggiore cultura dell'ambiente che determina le condizioni per un mondo migliore, per una Sicilia diversa che guarda a questi temi come temi necessari per uno sviluppo che possa darci finalmente il senso delle cose che vogliamo fare nei prossimi anni. Ma abbiamo la necessità sicuramente di affrontare in maniera concreta il tema dei rifiuti, e posso dire con orgoglio che siamo quasi pronti ad istituire la riserva di Punta Bianca, e laddove prima si facevano le esercitazioni militari, oggi nascerà, grazie anche al consenso dei comuni interessati, Agrigento e Palma di Montechiaro, una nuova riserva, un nuovo luogo, un nuovo tesoro ambientale che grazie all'assessore Cordario e al governo Musumeci diventa fatto. Le chiacchiere e le polemiche sterili le lasciamo agli altri. Dalla soluzione del problema rifiuti parte fondamentalmente il sistema reale di tutela e di valorizzazione della nostra Sicilia. Allora, il Ministero dell'Istruzione ha fortemente voluto il piano Rigenerazione Scuola. In cosa consiste? Consiste in un nuovo modello educativo per tutte le scuole italiane per educare i ragazzi ad abitare il mondo in modo nuovo. Ma cosa significa? Significa che devono andare verso un uso sostenibile e un abitare sostenibile. Per questo il concetto del superare la plastica monouso. Ecco, in questo senso come viene recepita l'iniziativa da parte delle scuole, in particolare anche degli studenti che poi lo trasmettono alle famiglie ovviamente?
C'è grande sensibilità, i ragazzi in realtà hanno già per natura questa sensibilità di attenzione all'ambiente, ma c'è di più. Adesso in sinergia con Mare Vivo, con molte scuole siciliane e con ovviamente il Ministero stiamo cercando di dare ai ragazzi quelle competenze per far sì che questa sensibilità diventi mestiere, diventino i lavori del futuro. Come si affronterà il post-Covid nelle scuole italiane? Ma le scuole per fortuna si sono ben adeguate, certamente è una fase importante per i ragazzi perché lo stare a scuola in presenza è sempre stato significativo e importante. Speriamo dal prossimo anno finalmente di poter togliere le mascherine.